un esperimento, sia qualcosa di concreto che ha un senso, che ha un valore importante per la regione, e siamo altrettanto convinti che questi 2 anni sono stati effettivamente un biglietto di ingresso nel mondo del vino, con un prodotto tutto locale, tutto nostro, che con il prossimo anno sicuramente avrà ancora un ulteriore sviluppo e quindi godrà ancora di ulteriori benefici per il mondo che vogliamo rappresentare, che vogliamo raccontare. Friuli Colli Orientali, Meroi di Buttrio. Sauvignon 2020 della Tour, Collio, Villa Russiz, Capriva del Friuli. E infine Merlot 2016 Graf della Tour, Collio, Villa Russiz, Capriva del Friuli. Come già anticipato, abbiamo inteso sottolineare anche il valore che portano con sé sul mercato i vitigni autoctoni, e quindi abbiamo destinato un premio speciale alla Ribolla Gialla e al Pignolo. I destinatari di questo riconoscimento sono i seguenti: Ribolla Gialla 2019 Trebes, Collio, Attems, Capriva del Friuli, e Pignolo 2017 Colli Orientali del Friuli, Scarbolo, Cividale del Friuli. Bruno Bertero è il direttore marketing di Promoturismo della Regione Friuli Venezia Giulia. Che cosa sta facendo la Regione Friuli Venezia Giulia per valorizzare il prodotto vitivinicolo? Il tema è la promozione nel suo comparto complessivo, quindi attraverso il progetto Strada del Vino dei Sapori, la valorizzazione di tutte quelle che sono le strutture, le cantine, ma non solo, tutta la parte di produzione aperta al pubblico. La valorizzazione passa soprattutto attraverso un'azione di comunicazione e una parte di animazione di quella che è l'offerta turistica. Un turista accede a questi percorsi di comunicazione proprio per poter avere una fruizione in ottica di turismo lento di quello che è il nostro prodotto enogastronomico. L'editoriale Top è una casa editrice che cura con grande attenzione questo mondo vitivinicolo, e io ho l'onore qui di intervistare il presidente dell'editoriale, che si chiama Nicolò Gambarotto. Io penso che questa pubblicazione possa essere veramente un vademecum, un'accompagnatoria per guidare il cittadino non solo del Friuli Venezia Giulia a leggere il territorio, a guardare i suoi paesaggi meravigliosi, perché anche noi nella regione Friuli Venezia Giulia abbiamo dei paesaggi meravigliosi, e a degustare questo vino che è un nettare che non fa mai male quando viene usato nel modo migliore, corretto, e quando è buono, di qualità, come le aziende che avete rappresentato qui all'interno della guida. Tutto vero, e le cose che mi rimangono più impresse delle belle parole di apprezzamento che ha avuto lei nei nostri confronti sono il poter leggere, il poter guardare, perché vede, io sono 20 anni che produco carta stampata, che produco riviste di enogastronomia che parlano del Friuli Venezia Giulia, e sono ancora convinto che in un mondo tecnologico come quello che viviamo l'opportunità di avere in mano un bel prodotto cartaceo come lo è questa guida, non le nascondo anche di poter sentire il profumo di quella lanolina cotta che è tipico dell'inchiostro quando esce dalla macchina da stampa, che ci riporta al sussidiario della quinta elementare, no? È qualcosa di straordinario che a me personalmente continua ad emozionare. Quindi, come ha detto Bruno Bertero, questo è un prodotto cartaceo iconico, proprio perché ha un formato che tutto sommato è tascabile, che le consente di viaggiare insieme al turista, che però molto più facilmente, perché sa, uno schermo del telefonino che scrolla, come si dice tecnicamente, passa a un'altra videata, ma dopo per recuperare quella vecchia diventa un problema. Invece qua, pagina 14, pagina 70, lei va e viene con un piccolo segnalibro all'interno di un prodotto che è sempre lì, pronto per lei.
Io sono un maniacale che annusa la carta, per cui la capisco benissimo. Le vorrei chiedere quali sono le altre pubblicazioni dell'editoriale. Allora, l'editoriale in realtà produce un unico prodotto periodico che si chiama Top, Taste of Passion. Io però nella mia vita, prima di Editoriale Top, gestivo un'altra casa editrice che produceva un'altra rivista enogastronomica e di conseguenza, torno a ripetere, il mio mestiere da editore è da 20 anni quello di produrre riviste legate al mondo enogastronomico del Friuli Venezia Giulia. E allora rimandiamo a questa Top Vini Friuli Venezia Giulia 2022, una pubblicazione top. Una giornata di festa e anche una giornata di premi. E Riccardo Marcuzzi del Collio Friulano del Friuli Venezia Giulia ha vinto un prestigioso premio per la sua attività. Ce lo vuol descrivere il premio e la sua attività? Sì, e il premio è oltre ai 90 punti sulla nuova guida Top Vini del Friuli Venezia Giulia 2022 che è stata presentata oggi al Vinitaly e col mio Chardonnay 2019 Doc Collio. Non me l'aspettavo, è stata una bella sorpresa soprattutto perché l'azienda è molto recente ed è una delle prime annate, è la prima in cui lavoro nella nuova cantina che ho costruito a San Floriano del Collio. San Floriano del Collio, nuova cantina, ci vuole descrivere un po' questa attività? Sì, è una cantina di 3 ettari, un unico blocco, un'unica collina, sull'apice c'è la nuova cantina con la sala degustazione, l'abitazione e tutto attorno da est a sud e a ovest ci sono le viti terrazzate, a nord siamo sul confine con la Slovenia. Lavoro in biologico e usciamo con vini riserva, tutti quanti, sia bianchi che rossi, e è la mia passione perché in realtà io ho anche un'attività come commercialista, però dedico molto più tempo al vino rispetto all'altro lavoro. Bene, allora possiamo venirla a trovare a San Floriano del Collio. Ma certamente, vi aspetto a braccia aperte.